La cosa che un po' più mi ha sorpreso sono stati i fratelli e le sorelle d'Italia che al momento della votazione improvvisamente tutti sono spariti dall'aula, uno è andato in bagno, l'altro è andato al bar e quindi non si sa cosa sia successo. Io ho la mia idea sui rapporti con Fratelli d'Italia, però ovviamente per quel che riguarda le alleanze cioè non spetta a Finco. Cioè, secondo lei perché oggi, non si deve fare l'alleanza con Fratelli oggi d'Italia? tutti danno l'alleanza per fatta, però io sono dell'idea che non è perché a livello nazionale si fa un accordo, poi quell'accordo a livello nazionale debba per forza essere rispettato in tutte le regioni. Perché noi vogliamo patti chiari e amicizia lunga. Siccome in Veneto magari nel centrodestra è facile vincere con il centrodestra unito, perché c'è un governatore che ha un determinato peso. Dice, non è necessario portare con sé Forza Italia e Fratelli d'Italia. No, io dico, si può portare a casa anche l'alleanza, però attenzione, non è un'alleanza scontata. Patti chiari e amicizia lunga. Quindi se c'è una condivisione anche di punti e gli obiettivi del programma, bene. Mettiamola così. Perché quando io sento la Meloni, perché io ci credo che Barlato piuttosto che Giorgetti e la Donanzà siano convinti sul percorso dell'autonomia, ma quando poi sento la Meloni che a livello nazionale sull'autonomia è un po' più tiepida, cioè io prima di fare l'accordo in Veneto anche con la Meloni, voglio che la Meloni venga in Veneto e sottoscriva un accordo chiarissimo sull'autonomia, non che faccia l'autonomista in Veneto e la centralista a Roma.